hanno messi a dimora in questo periodo. Siamo a metà autunno, metà novembre. Noi qua al parco li mettiamo nelle aiole, dunque fresato il terreno mettiamo il tulipano che va a una profondità doppia dello spessore del bulbo. Si possono naturalmente mettere anche nei vasi, a casa, sul balcone, in giardino. Una volta messo nel giardino con del terriccio semplice, normale, che si trova un po' dappertutto, si dà un'annaffiata, appena messo il bulbo si innaffia e poi si mettono a dimora sul balcone, sul terrazzo, e questi poi in primavera germoglieranno e daranno i frutti che abbiamo voluto mettere. Terza edizione di questa fantastica iniziativa, nominati i bambini come ambasciatori Tulipanomania 2020. Beh, è una terza edizione che prosegue, mi sembra, a gonfie vele. Il tempo ci assiste con una giornata splendida. I bambini sono entusiasti, un po' coperti, giustamente, altrimenti poi le mamme si arrabbiano perché magari prendono le orecchie, sono delicate. Però veramente una splendida occasione per gustarsi il parco chiuso e soprattutto anche per loro che sono così piccoli seminare anche quelle che sono come dire, mettere la semente per il futuro, per i prossimi tulipani che speriamo splendidi e gli stessi bambini con i genitori possono tornare a vedere con entusiasmo in primavera. Guarda, intanto posso dire l'emozione che ho vissuto questa mattina nel vedere i bambini di prima elementari, alcuni credo la prima volta che si rendono conto di cosa vuol dire seminare un bulbo, e penso anche l'attesa e la sorpresa di arrivare la prossima primavera a controllare se il proprio bulbo avrà fatto un bellissimo fiore. E già questa, diciamo, che è un modo per trasmettere alle generazioni l'amore per la natura e anche coinvolgerle per rendersi conto che non tutto è dovuto, non viene niente per il caso, bisogna prepararlo. Quindi per noi come amministrazione vorremmo proprio dare questo senso di responsabilità, di partecipazione e di rendersi conto di essere protagonisti, che amare la natura vuol dire anche amare il mondo, vuol dire renderlo più pulito, renderlo anche più vivibile per le prossime generazioni. Anche perché i bambini che vivono su questo territorio hanno la possibilità proprio di lavorare con il territorio, che molto spesso la scuola altrimenti rimane slegata da quello che è il loro paese, e molti bambini, magari anche gli stranieri, non lo conoscono per niente, quindi è, secondo me, positivissima.